Il Sassari Calcio Latte Dolce, dopo una settimana intensa di lavoro, si ripresenta davanti al pubblico del Vamissanna per affrontare l'Aprilia, formazione che corre veloce sui tornanti dell'alta classifica del campionato di Serie D, Girone G. I biancocelesti di mister Massimiliano Paba recuperano Scanu posto squalifica e Usai post infortunio, ma devono rinunciare oltre a De Martis anche a Bianchi, che, scontata la squalifica nell'ultimo turno, è stato però stoppato dalla febbre. Dopo i primi minuti di studio, Casimiri batte una punizione in aria, l'azione è confusa, c'è il tocco di Bosi, forse anche quello decisivo e involontario di un giocatore sassarese, la palla finisce in rete ed è 0-1. Al quarto d'ora Palmas va a terra in area bianco-azzurra, ma per l'arbitro è tutto regolare. Giallo a Scanu, i padroni di casa reagiscono e provano a riorganizzarsi, ma non trovano la via della rete. Al 28esimo del primo tempo la voglia si trasforma in esultanza quando il giovane Stefano Ruiu indovina la conclusione che non lascia scampo a Calisse. È 1-1 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Aprilia. Subito la corsa sotto la tribuna e un abbraccio avvolgente di tutti i compagni di squadra. Il pareggio però non stoppa la furia sassarese. Gli assalti alla porta dell'Aprilia si fanno pressanti. Ammonito Zeccolella, al 41esimo Ravot pesca Usai in aria, lo stacco del capitano è bello ma non trova il bersaglio. Giallo anche a Daga, un minuto di recupero e si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa i biancocelesti non mollano di certo la presa, ma l'Aprilia dà l'impressione di essere davvero brutto cliente, sempre pronto a colpire. Il Sassari Calcio Latte Dolce sta sul pezzo, la gara è ruvida ma ancora lunga da giocare. Paba butta in mischia Virdis per Palmas, l'attaccante ci prova subito ma viene pescato in offside. Il fallo su Ravot costa il giallo a Fortunato e De Marchi. Sanna rileva Scanu, spazio anche a Contu, mentre mister Venturi gioca con la sorte sostituendo Fortuna con Fortunato. 4 i minuti di recupero concessi, Bosi calcia alta sulla traversa, una punizione dal limite, ma il risultato non cambia. Termina 1-1 tra Sassari Calcio Latte Dolce e Aprilia.